Permessa la strada per prendere il bus, travolto e ucciso da un'auto, tragedia ieri sera a Marghera, 27enne trascinato per 50 metri, poche ore prima un 16enne in bici aveva perso la vita, piove di sacco. Si lavora senza sosta della montagna devastata, prima che arrivino l'inverno e la neve, venerdì la Longarone vertici di ANCI con tutti i comuni colpiti e stasera a Ring puntata speciale, collegamento con Rocca Pietre per dare voce ai residenti e imprenditori. Ci sono 2 indagati, tra i quali l'ex compagno per la morte della 39enne ex campionessa di tiro a segno di Muggia. Fatale un mix di farmaci e alcolici, disposta l'autopsia. Fatture per operazioni inesistenti, la Guardia di Finanza di Bassano sequestra 650.000 euro di beni a un'azienda Orafa Vicentina. Scritte contro Matteo Salvini a Castelfranco, il vice premier su Facebook dice i soliti idioti, intanto il comune le cancella a tempo di record e cerca di risalire all'imbrattatore. Si era tuffato nudo al Cagnane e Buranelli a Treviso, le scuse del giovane non cancellano la maxi multa da 10.000 euro. Il sindaco Conte dice troppo tardi, ma userò quei soldi per finanziare corsi di educazione civica. Grande guerra, un intero paese del Branco si è mobilitato per cercare e ricordare i suoi caduti, foto e testimonianze per i familiari dei soldati morti nelle trincee. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati e buon inizio di settimana. Dunque la prima edizione dei nostri telegiornali si apre parlando purtroppo di tragedie lungo la strada ancora una volta e partiamo da una tragedia avvenuta ieri sera a Marghera, un 27enne che è stato falciato da un'auto mentre attraversava la strada per andare a prendere il bus, una fine terribile per il giovane. Ci racconta tutto da Marghera la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Marghera, dove ieri sera intorno alle 19 c'è stato un terribile incidente stradale in via Fratelli Bandiera all'angolo con via Colombara. Alvise Donà, un informatico 27enne di Cannareggio, è stato investito proprio mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata dell'autobus per fare rientro a casa. È stato un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Il 27enne avrebbe attraversato in un tratto senza strisce pedonali e l'auto in corsa, una Mercedes, non l'avrebbe visto. Probabilmente è stato complice anche il buio e quindi l'ha investito in pieno. Il corpo del ragazzo è stato trascinato per 50 metri e per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei sanitari del 118. Il padre del giovane è giunto sul posto poco dopo e trovandosi di fronte a quello scenario terribile è stato colto da un malore, per questo motivo riaccompagnato a casa a Venezia. L'automobilista in seguito allo schianto invece sarebbe rimasto sotto shock. Sul posto sono giunti poco dopo anche gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi del caso. Da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Soltanto 24 ore prima un'altra tragedia, una tragedia a Piove di Sacco dove appunto un ragazzo di 16 anni è morto mentre era in bici. La dinamica dell'incidente in cui domenica notte ha perso la vita Riccardo Benvenuti, di soli 16 anni, residente in paese, è ancora al vaglio della polizia stradale. Pare che il ragazzo, che era in sella a una bicicletta, fosse spinto o tirato da un amico a bordo di uno scooter. Era circa l'1:30 e 2 giovanissimi rientravano da una festa. Arrivati in centro a Sant'Angelo, Riccardo si è scontrato frontalmente con una Kia condotta da un compaesano di 32 anni ed è volato rovinosamente a terra. La madre, purtroppo, accorsa sul posto, ha assistito agli ultimi momenti di vita del figlio e ha avuto un malore. E se l'è cavata con un patteggiamento il 22enne di Marostica che nel 2016 sotto l'effetto di droga causò l'incidente in cui morì un giovane agronomo trevigiano. Ha ammesso le sue responsabilità, si è dimostrato pentito, ha chiesto e ottenuto quindi di poter patteggiare 2 anni e mezzo di pena. Giacomo Baggio, 22enne di Marostica, guidava sotto l'effetto di droghe sintetiche quando nel luglio di 2 anni fa, da neopatentato, causò a Sernaglia della Battaglia l'incidente in cui morì Enrico Marsura, un consulente agrario 24enne di Moriago, e in cui rimase ferita gravemente la fidanzata di quest'ultimo, originaria di Vidor. Il giudice per l'udienza preliminare Piera De Stefani ha accolto la richiesta del legale di Baggio di un patteggiamento riconoscendogli le attenuanti generiche, essendo lui incensurato e avendo dimostrato una corretta condotta dopo i fatti. Il giovane ha svolto spontaneamente attività di volontariato e ha intrapreso un percorso di rieducazione al SERT di Bassano. Attraverso il suo legale, il ragazzo ha inoltre risarcito i familiari di Marsura e della fidanzata.
Dalla cronaca torniamo a parlare adesso della montagna devastata, perché si lavora incessantemente proprio in questi giorni prima dell'arrivo dell'inverno e quindi anche della neve. Si lavora incessantemente e intanto si aspettano ancora i fondi promessi dal governo. Si continua a lavorare febbrilmente sulla montagna veneta devastata dal maltempo. Il sole è tornato a far capolino e le temperature miti di queste ore sicuramente aiutano, ma bisogna fare presto. L'inverno è alle porte ed è necessario che tutta una serie di interventi vengano eseguiti prima dell'arrivo della neve e del ghiaccio. L'imperativo è quindi quello di non spegnere i riflettori sulla montagna. Questo è il grande rischio di un po' di tutte le tragedie, no? Chiodo scaccia chiodo, quindi dobbiamo evitare che questo accada. Ma io so come fare a tenere alta l'attenzione, anche perché qui i boschi ce li abbiamo tutti a terra, i cittadini stanno sparando fango e detriti e i danni ci sono visibili, non ce li dobbiamo inventare. I danni ai privati come alla cosa pubblica sono davvero ingenti, 1 miliardo di euro la prima stima, ma c'è poi il danno ambientale provocato dalla strage di alberi con la necessità di rimuovere l'enorme quantità di legname dai boschi rasi al suolo dalla furia del vento. Io direi che è fondamentale intervenire nelle proprietà private, nel patrimonio pubblico da subito e ovviamente mettere giù un piano d'azione, quello che stiamo facendo in queste ore, per aggredire tutto il problema dei boschi. Abbiamo 100.000 ettari di boschi a terra. Poi c'è tutta la parte burocratica. L'Anci Veneto, l'associazione dei comuni assieme a Lupi, quella delle province, si è attivata per fornire il supporto necessario agli enti al fine di assicurare l'azione amministrativa. Venerdì prossimo presso il centro congressi di Longarone è in programma un vertice con tutti i comuni dell'area colpita. Fate presto dunque è l'imperativo di questi giorni e di queste settimane. Fate presto è anche il titolo emblematico della puntata di questa sera di Ring, dalle 21:15 come sempre, una puntata speciale perché ci collegheremo con la piazza di Rocca Pietrole per dare voce ai cittadini colpiti dal tornado che ha devastato il Veneto e in particolare il Vicentino e il Bellunese. Daremo dunque spazio a voi, alle voci dei cittadini e degli imprenditori che vorranno intervenire in diretta per raccontare disagi e fare richieste per le loro problematiche. In studio, tra gli altri, insieme a Ferdinando Avarino ci saranno il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico della Commissione Ambiente del Senato, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega della Commissione Agricoltura, che peraltro ha visitato proprio quei posti qualche giorno fa. Dunque ospiti in studio, ma anche il collegamento proprio con Rocca Pietrole, paese simbolo di questa devastazione, per dare voce a voi che vorrete intervenire per domande, richieste e la voce insomma di questa montagna ferita. Adesso torniamo alla cronaca e torniamo parliamo della morte, la tragica morte della ex campionessa di tiro a segno di Muggia, Marianna Pepe. Ci sono 2 indagati nell'inchiesta sulla sua morte. L'ex compagno sospettato di maltrattamenti e l'amico che la ospitava in quell'appartamento di Muggia dove è stata trovata morta giovedì. Sono i 2 uomini indagati per la vicenda della morte di Marianna Pepe, l'ex campionessa di tiro a segno e caporal maggiore dell'esercito. Una storia di disagio e disperazione che, oltre ad essere costata la vita alla 39enne, ha tragicamente segnato l'esistenza di un bambino di 5 anni. Il figlioletto della militare è stato infatti affidato ai servizi sociali dopo la morte della madre. Il giorno prima del decesso, Marianna sarebbe stata picchiata violentemente dall'ex compagno, molto probabilmente davanti al bimbo. A quanto pare non la prima volta che succedeva, anche se la donna non aveva mai denunciato l'uomo, che ha alle spalle diversi precedenti penali per aggressione. Per sfuggire alle botte, Marianna ha chiesto ospitalità a un amico che ha accolto lei e il bimbo nel suo appartamento di via Pierpaolo De Luca a Muggia. Qui, evidentemente in ansia e in preda alla disperazione, ha bevuto e assunto dei tranquillanti per cercare di rilassarsi e dimenticare. Nel mix di sostanze assunte dalla donna non si esclude pure la presenza di cocaina. È stato il padrone di casa, a risveglio, ad accorgersi che Marianna non respirava più e a chiamare l'ambulanza. La 5 volte campionessa italiana di tiro con la carabina però non ce l'ha fatta. Il mix di alcol e farmaci e forse droga le è risultato fatale. Ora la procura attende l'esito dell'autopsia e continua le proprie indagini per appurare se ad uno dei 2 uomini possono essere attribuite eventuali responsabilità. Ancora la cronaca, il blitz della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa che ha posto sotto sequestro preventivo somme per 650.000 euro nei confronti di una
società operante nel settore del commercio Olafo e del suo legale rappresentante. Provvedimento emesso dalla magistratura di Vicenza arriva al termine degli accertamenti svolti dai finanzieri alla società bassanese, intestata una cinquantenne del luogo, che era già stato denunciato per aver inserito nelle dichiarazioni degli anni 2013, 14 e 15 fatture per operazioni inesistenti per circa 3 milioni di euro e altri 650.000 euro di evasione dell'IVA. I riscontri effettuati presso i fornitori della società hanno permesso di scoprire che i rapporti indicati appunto nelle fatture esibite erano infatti inesistenti. A Castelfranco adesso con dei murales che spuntano nei pressi di una rotonda, murales anti-Salvini, e lo stesso vice premier poi, a cui arriva la segnalazione di questa vicenda, risponde su Facebook. A darne notizia lo stesso Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook, dando risalto ad un gesto che forse non molti avevano notato a Castelfranco Veneto, vista la tempestività con la quale l'amministrazione comunale ha provveduto a cancellarlo. La foto postata del prima e dopo è esaustiva. La faccia del vice premier, sbarrata da un segnale di divieto, ha imbrattato l'intero cordolo di una rotatoria stradale in via Poisolo ed un muro in largo Europa. I soliti idioti, indovinate chi, imbrattano addirittura un'intera rotonda con la mia faccia imbrattata di rosso, scrive Salvini. Tutto ripulito in poche ore dal sindaco di Castelfranco Veneto, Lega. Ma quanto sono sfigati? Continua Salvini, scommetto che tra gli autori c'è qualche compagno o figlio di papà. Grazie, ci date forza, col sorriso, avanti tutta, conclude il vice premier. Sulla matrice politica del gesto ben pochi dubbi, la A con cerchio e saetta lasciano poco spazio alle interpretazioni. Resta ora da capire chi possano essere gli autori o l'autore. L'amministrazione comunale ha già avviato le indagini, la polizia locale sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Se verrà individuato l'imbrattatore verrà sanzionato, ma il comune ha intenzione di chiedere anche il risarcimento del danno, quindi il rimborso delle spese sostenute dal comune per la verniciatura. Adesso parliamo di degrado, ci spostiamo nel veneziano. Dure accuse alla giunta veneziana dal sindaco di Spinea Silvano Checchin per l'annosa vicenda delle case popolari di Villaggio dei Fiori, di proprietà del comune di Venezia e da anni abbandonate a se stesse. 170 case pubbliche di proprietà del comune di Venezia giacciono nell'abbandono a Villaggio dei Fiori, quartiere residenziale di Spinea. E tra la mancanza di manutenzioni e le continue occupazioni abusive, la tensione tra i residenti alle stelle. Dopo aver lanciato invano numerosi appelli al collega Luigi Brugnaro, il sindaco spinetese Silvano Checchin ha deciso di chiedere l'intervento del prefetto. Dei 170 alloggi di proprietà del comune di Venezia, alcuni, qualche decina, sono assolutamente vuoti, sono non abitati e quindi diventano facile preda di persone che vanno lì e magari li occupano abusivamente. Le chiedo un intervento, scrive Checchin nella missiva indirizzata a Vittorio Zappalorto, su questa situazione che merita attenzione, considerato il numero rilevante di cittadini coinvolti e le possibili ripercussioni sul territorio. È assolutamente necessario fissare un tavolo in cui possiamo vedere tutti assieme che cosa sia possibile fare. Da anni gli inquilini protestano per le condizioni dei condomini, tra muffa, infiltrazioni e malfunzionamenti di caldaie e ascensori. Ora minacciano di manifestare sotto il municipio di Venezia. E se da un lato il sindaco invita alla calma, dall'altro insiste. Una soluzione va trovata al più presto, invoca. Come comune non potremmo risolvere da soli questo problema, neppure se fosse di nostra competenza. Noi non possiamo farlo perché non abbiamo una struttura amministrativa adatta per gestire 170 alloggi. Io credo che la proprietà debba, proprio in questo tavolo di regia che noi chiediamo, debba vedere assieme a noi che cosa sia possibile fare per creare una situazione di maggiore sicurezza. Di nuovo a Treviso adesso per parlare del tuffatore, dei tuffatori dei Buranelli. Lo ricorderete il caso dei ragazzi e del ragazzo che si tuffò nudo nel Cagnanni in pieno centro. Dopo mesi, dopo settimane di attesa sono arrivate le scuse da parte del giovane, scuse fuori tempo massimo secondo il sindaco di Treviso, che va avanti con la multa.
L'accusa è di atti osceni in luogo pubblico e la sanzione che ora gli è arrivata a casa è di quelle che pesano, 10.000 euro. Così il giovane di Silea, protagonista lo scorso 1° settembre del tuffo nudo ai Buranelli, ha preso carta e penna ed ha scritto una lettera di scuse al primo cittadino. Lo studente 23enne definisce imbecille la bravata di quella notte quando con alcuni amici festeggiò la fine degli esami all'università, ma ribadisce di non aver avuto alcuna intenzione di offendere la città di Treviso e di suoi abitanti, anche perché se il gesto non fosse stato ripreso con un cellulare e poi diffuso in rete, nessuno se ne sarebbe accorto. Insomma, sono stato un imbecille, ma 10.000 euro sono troppi, il succo della missiva. Oggi risponde il sindaco di Treviso che all'indomani dell'episodio e dell'individuazione del gruppetto di ragazzi grazie alle immagini della videosorveglianza, in più occasioni l'aveva invitato a presentarsi spontaneamente ai vigili e a scusarsi. È stato chiamato più volte e purtroppo l'atteggiamento che in quella fase ha assunto non è stato di collaborazione e quindi l'iter è iniziato come gli era stato preavvisato. Oggi capisco che apprezzo anche questa lettera, ma è un po' tardi francamente e tra l'altro non ho nemmeno gli strumenti e non credo comunque che sia giusto fermarla. La sanzione dunque non si può bloccare e le scuse, seppur bene accette, sono fuori tempo massimo. L'unica cosa che posso impegnarmi anche a fronte comunque di questa lettera seppur tardiva che ho apprezzato è quella di dire che mi impegnerò a investire i soldi di quella multa per corsi di educazione civica e politiche legate ai giovani. Quindi lo invito a non vederla come una sanzione ma un investimento che lui fa per se stesso e per i giovani e per crescere con un'educazione diversa. La sanità adesso, firmiamolo e fermiamolo, è lo slogan scelto dall'associazione Padova Bene Comune che ha dato il via a una petizione da inviare alla Regione perché si abbassi a 40 anni lo screening per prevenire il tumore al seno. È la prevenzione l'arma più efficace di una tra le malattie che più colpisce le donne, il tumore al seno. Combatterlo si può soprattutto attraverso lo screening. Il Veneto lo mette in campo per le donne a partire dai 50 anni d'età, chiamate a fare una mammografia ogni 2 anni. L'associazione Padova Bene Comune, dati scientifici alla mano, è pronta a scendere in piazza con una raccolta firme da consegnare al presidente Zaia e all'assessore alla sanità Coletto perché si parte dai 40 anni e lo fa dalla storia di Maria Antonietta. Io l'anno scorso a 47 anni ho scoperto di avere il tumore al seno quando era già sintomatico e mi sono resa conto che se fossi stata coinvolta in uno screening e chiamata a fare la mammografia anche soltanto un anno prima, l'impatto sarebbe stato diverso, sarei arrivato a uno stadio diverso con un'operazione, una terapia e un percorso molto diverso. I dati scientifici parlano chiaro, spiega Antonino Pipitone, medico e portavoce dell'associazione. Sono circa 600.000 le donne che dai 40 ai 50 anni in Veneto non hanno lo screening che dovrebbe a nostro avviso fare la Regione. La Regione Veneto oggi ha tutte le carte in regola, ha la civiltà culturale sanitaria per essere punto di riferimento a livello nazionale per questo problema. Il tumore non aspetta i 50 anni purtroppo. I dati internazionali dicono, e anche in Veneto, ogni anno abbiamo circa 4.000 nuovi casi di tumore al seno e a partire dai 40 anni il 30% più del 30% di tutti i tumori sono tumori al seno. Ogni sabato l'associazione sarà in piazza per la raccolta firme. Il modulo è scaricabile dalla pagina Facebook. La mia esperienza deve avere un senso e quindi se si riesce a far abbassare l'età di screening in tutta la regione Veneto, probabilmente sono tante le donne che ne potrebbero beneficiare e quindi questa è la cosa importante. Firmiamolo e fermiamolo. Parleremo ancora di sanità, meglio della campagna di vaccinazione contro l'influenza, ma subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta il telegiornale, la prima edizione. Da una settimana, dal 5 novembre scorso, è possibile, è iniziata la vaccinazione anti-influenzale in tutto il territorio ovviamente del Veneto e accade anche ovviamente nell'ULSS 3 e nel distretto di Chioggia che in media è il più virtuoso di tutti. I veneziani non si lasciano influenzare, sono infatti al terzo posto in classifica tra i veneti che si vaccinano contro l'influenza. È la popolazione del distretto ULSS 3, Chioggia, Cavarzere Recona,
quella che in media si vaccina di più. L'influenza è una malattia che non è banale, ricordano spesso i medici, e che in alcune fasce di età può portare a complicanze molto gravi, a cominciare dai bambini piccoli. Soprattutto le polmoniti post-influenzali possono creare grossi problemi. Inoltre, soprattutto nei bambini che hanno un apparato respiratorio più delicato, tipo i broncodisplasici o quelli che hanno patologie di tipo allergico, possono sviluppare delle complicanze molto serie. Il vaccino anti-influenzale è essenziale per gli anziani e per chi ci vive insieme. In inverno capita spesso che al pronto soccorso arrivino in gravi condizioni vecchi caduti in casa per colpa della febbre. Una banalissima influenza per un giovane in un anziano può rompere un equilibrio. Di che tipo? Ad esempio, i nostri anziani hanno tante patologie, possono essere diabetici, cardiopatici, possono avere bronchiti croniche, malattie respiratorie, malattie croniche generali, insufficienza renale. L'influenza può creare un'alterazione di questo equilibrio che li mantiene discretamente in vita e in condizioni generali discrete nonostante tutte queste patologie. Dal 5 novembre ci si può vaccinare dal medico di base, dal pediatra e nei servizi igiene pubblica della ULSS. L'azienda veneziana ha acquistato 116.000 dosi di vaccino tetravalente che è stato distribuito anche a case di riposo e ad alcuni reparti ospedalieri. Si può cominciare da adesso fino a tutto dicembre. Anche oltre se uno ne ha bisogno, se uno non si è potuto vaccinare e vuole farlo a gennaio non c'è nessun motivo per non farlo, eventualmente la sintomatologia sarà ridotta, poi se uno si vaccina ogni anno il periodo va bene. Allora la memoria della Grande Guerra anche dopo il 4 novembre si continua a celebrare, a ricordare e a Zero Branco è un intero paese che si è mobilitato per ricordare i caduti. Marcuse Emilio, 28 anni. Barbatta Giovanni, 38 anni. Baretta Giovanni, 31 anni. Basso Angelo, 32 anni. Sono i nomi di chi non è tornato dalla Grande Guerra. Soldati di una comunità che a distanza di 100 anni ha avuto il coraggio e la determinazione di non dimenticare, ma anzi di riscoprire chi c'era dietro a quei nomi incisi, come in molti altri comuni della Marca del Veneto, nel locale monumento ai caduti. Eccoli i volti in questi pannelli che per diverso tempo sono stati esposti nella via principale del paese e che l'altra mattina sono stati consegnati in una sorta di passaggio del testimone nelle mani dei giovani studenti della locale scuola media. Per te chi è questa persona che tieni in mano? Un soldato che ha fatto la prima guerra mondiale ed era molto giovane. Secondo te la prima guerra a che cosa è servita? A niente, perché alla fine ha portato solo a morti e vite perdute. Per te chi è questo Luigi Manente? È un giovane soldato morto in guerra e da portare molto rispetto. Siamo stati a Roma, a Onor Caduti, abbiamo recuperato dall'Albo d'Oro l'elenco dei nativi di Zero Branco, sono 83 e di ognuno abbiamo ricostruito la propria storia attraverso documenti, archivi e informazioni varie. È vero che certe famiglie non sapevano di avere un caduto. Ma non solo, ma non sapevano neanche di avere parenti che avevano fatto la prima guerra mondiale. Perché aver ridato un volto, un luogo di nascita, ha ridato dignità ad un nome sbiadito dal tempo. E il primo a riconoscere come questo tratto di memoria familiare, ma anche collettiva, fosse cancellato, è stato il primo cittadino del paese. E restituiamo a ognuna di quelle 83 famiglie un pezzettino della loro storia. Dispiace ammetterlo, io stesso quando ho visto i cartelli ho scoperto che un fratello di mio nonno morto a 20 anni, del quale io non ne sapevo nulla, e a casa mia sono tutti morti di quell'età e nessuno mi ha mai detto nulla, l'ho trovato qui. Fra pochissimo, ore 13, si parlerà di sicurezza e criminalità nella città di Padova. In studio Alain Luciani, consigliere comunale della Lega, Mirko Pesavento, segretario del SAP di Padova, e Alessandro Bisato, segretario veneto del Partito Democratico. Aspettiamo ovviamente i vostri post sulla pagina Facebook, le telefonate in diretta allo 049 490 6054. E poi, come detto già all'inizio del nostro telegiornale, una puntata speciale, davvero speciale di Ring questa sera dalle 21:15, dedicata anche questa volta ovviamente alla montagna devastata, titolo emblematico, fate presto, l'eloquente appunto titolo per
una montagna che cerca di rialzarsi, ma appunto serve un lavoro incessante e serve fare presto. Una puntata speciale, dicevamo, perché oltre agli ospiti in studio con Ferdinando Avarino, e ci saranno tra gli altri il senatore Giampaolo Vallardi della Lega Nord, della commissione senatoriale della Commissione Agricoltura in Senato, e il senatore del PD Andrea Ferrazzi della Commissione Ambiente, ci sarete voi, ci saranno le vostre storie, perché ci collegheremo con Rocca Pietore per parlare con i residenti, gli imprenditori, per dare voce al loro disagio e alle loro richieste. Dunque dalle 21:15 Ring, fate presto, la montagna devastata. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulla nostra regione, è la cosiddetta estate di San Martino. Vediamo il dettaglio di lunedì 12 novembre. Sul Veneto al mattino non saranno da escludere delle locali foschie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Ampio soleggiamento a partire dal pomeriggio con cielo al massimo poco nuvoloso. Innocui addensamenti sul Bellunese. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 14 e 17 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà molto nuvoloso nella prima parte della giornata e a tratti anche coperto. Non saranno da escludere degli occasionali piovaschi. Fenomeni via via in cessazione e più sole dal pomeriggio, salvo qualche addensamento sui monti. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Massime oscillanti invece tra 15 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Nubi basse e foschie mattutine possibili sulle vallate della nostra regione, spesso persistenti per tutto l'arco della giornata. Più sole invece sui settori alpini di confine, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Massime comprese invece tra 17 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.